Viste TV, comenzamos una diretta, como que son sorbando, e poi veste soleando.
Ah, ma questo canta dai cuoca. Questo canta dai cuoca. Ancora in nove. Abba, guarda quel signore, guarda com'è composto, è composto di un corpo, di un occhio, di un cuore, e a me fa solo piacere essere tornato a viti. Oh, guarda questi due bambini, come sono belli. Lei e somiglia a una principessa che fa a volte al penso si vitti mamma e non le chiesto il tracco e ti lascio sola. Oh, guarda queste signore che fanno lì, sono stanche, sedute, e proposa, posarsi mandi causa vetta appoggiato. E che vuoi fare?
se ci metti le patate poi. E guarda questo signore col giubbottino giallo, si assomiglia a Pikachu. Pikachu, scendi giù dal cielo, dacci tu una mano, è un miracolo che solo Leandro è ancora vivo, è un miracolo, se son giovane nel cuore. Nel 1998 Piero Minende Isa Valada de Biaghe. Io vengo da Ploaghe, in italiano non ha, in sardo non ha un bel nome, le Biaghe, mamma, però basta saperle vedere e trasformarle. Provate a ripetere tutti, Deo so de Biaghe, mi Biaghe, de Biaghe, Biaghe sull'icade preso. Non c'è niente da fare, sono innamorato della mia lingua. E nel 1998, ormai 22 anni fa, ho scritto questa canzone, amici di BT, e ve la dedico. Un po' più di presenza nel microfono, grazie. Faceva così. Canto da Pintesumia, canto in Pizzinnia, sa chitarra di Capizza e so canto de Zizi e Fazzola, ascolta io. Canto da Pintesumia, canto in logo d'oro, stillo de su coro e ballos, dai saoghi de Maria, da Pintesumia, quando i dia si cavalcata in processione, so costume indesso sardo so, con tio barone, e poi so cadito de Saiara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, liberata gente mia. E piccato a messa tu da, quando Piero t'ha chiamata. Me manna me mea. Oh. Grazie. Seconda strofa. Canto da Pintesumia. Séculos de mamutones e socadores e si Deo abitti, Deo vivia. Oh mammoiata bimba. Canto da Pintesumia, sutta son murales, cantos a tenores e canto mo. Pizza so San mio con mio teve munde loco, mina ancora in giro canto vane carrasao. E fatto, abbindiamo ancora cannonao, Dai su caso e su pastore, canta seadas l'encolo, e in su mare muro vera, se la unetta sonando tumbare, in trullellera. Non lasciatemi solo qua, faceva terra. Festas de Gallura, Campidano e Baronia. Oh, oh mia, tu eres el via, che ogni stella in gusto che lu, terra mia. Due, ma perché la segue? Non è, i bambini sono meravigliosi, mamma dei sposa, la vostra Madonnina è miracolosa.
Grazie e benvenuti a tutti. Allora, sistemiamo questa cosa dei fischi. Allora, ti devi levare il cappuccio, perché se tu metti il cappuccio, questo ragazzo è squimese, io gli farei un applauso, perché adesso, bollunare in italiano o in sardo, non so come dirvelo. Semplificazione, non è come una volta quando vivevi Raimondo Miras, Tuccone, Zizzi, Vazzola, come tutto elettronico. Arrivi tu un incappucciato, che noi su Vize Padre Pio, e con un computer regolano tutto, i microfoni, i giacchitelli. Adesso guardatelo, questo, anche i carabinieri lo stanno guardando con sospetto. È buono come il pane, c'ha un iPad e regola il mio microfono da lì, perché niente, è imparentato con i cinesi. Sono cinesi, usano aiuto di tutta la tecnologia. Prima arrivai a Zize Pazzola, due trombe sotto sul braccio, avevano due autoparlanti, quelle lì che vendevano i frutti e verdure, è arrivato l'arrottino e facevano così. Adesso è tutto elettronico, quindi mi dispiace perché come vedo qua seduto davanti a me il pubblico, cioè siete voi non potete guardarvi dentro, se io dico il pubblico e voi vi guardate l'altro, invece sto parlando proprio di voi. Allora, questa parte di sinistra mi ricorda un po' una gita che ho fatto qualche mese fa a Medjugorje. Qui siamo verso Lourdes. Allora io ho particolare... Dammi un po' più di presenza se ce la fai, perché sei al limite, vero? Così. È un grosso piacere. Intanto vi presento subito... Vorrei ringraziare prima il fisarmonicista locale che si è esibito, ricordatemi il nome, no? Andrea. Ringrazio Andrea per avere, è l'unico ragazzo che ha un nome di donna. Andrea. Molta gente non sa che Andrea è anche un nome di donna, è un nome androgino. Abbassa leggermente il microfono, ha suonato poc'anzi, e poi questo ragazzo invece, questo cappellone che vedete qua, qui l'Apoleado proprio l'ho trovato in autostop, in un camion che vendeva, il vecchio Caria che vendeva giocattoli qui a Bitti, e lui era nascosto dentro i giocattoli della Toys. Viene da Zeddiani, Oristanese, paese di pomodori. Facciamogli un applauso, eccolo qua, Gian Silvio Pinna e Vernaccia. Buonasera, ciao Bitti. Gian Silvio gioca savaccia proprio del sardo, proprio della zona dell'entroterra, perché lui accompagna i gruppi folk. Poi vedete che anche lui è armato di fisarmonica, però stasera così in questa piazza molto bella, racchiusa, che ha un segno e una circonferenza, volevo un po' raccontarvi, se mi permettete, musicalmente un po' la mia storia. Io sono nato a Ploaghe nel 1900... No, aspetta, che bastarda. Mia moglie sta ridendo. Amore, tu sai che... Vabbè, facciamogli un applauso. Oggi ho saputo che è incinta e io ero a Milano. Io sono il padrino. Grazie a Facebook. Ecco, invece una mia amante che si sta sedendo adesso, ecco, io... No, nada sapete dare. Tanto, quando sono arrivato i ragazzi, adesso diciamo la verità invece di stare... A un certo punto incontro a Peppe col camion e la cosa bella, quando siamo arrivati c'era il gruppo Elettrogeno qua, in questo punto, e Peppe mi fa: vi disturba qua? No. Io l'ho guardato e gli ho detto: quanti watt ha? 3000. E l'impianto ne aveva 1000. Allora gli ho detto: facciamo una cosa, siccome la musica è una cosa seria, una vibrazione che colpisce da piccoli e poi ti porta negli altezze spirituali, ho detto: perché non prendiamo il gruppo e lo spostiamo? Lì è uscito un signore da questo cancello, qui ci deve essere un'università, ne è uscito questo signore, avrà avuto 98 anni, ha fatto: ascolta, io ho un'idea, quel gruppo Elettrogeno, se lo mettete in questa salita e lo mettete dietro il caseggiato, mi fate piacere. Che cos'era? Lui voleva disfarsi della moglie e ha messo il gruppo Elettrogeno sotto la finestra. Adesso se voi salite lì
si sente solo il gruppo elettrogeno, la signora penso sia passata già a miglior fine. Quindi io questo auguro adesso a mia moglie. No, e beh, tu mi hai fatto la battuta a me, Giovanni. Sandra Mondaini e Raimondo Pianella, buona mentale. Ma che barba, ma che barba, ma che noia, sempre su lei tu leggete sul giornale, però. E quindi io sono 33 anni ormai sono che conviviamo insieme e ancora non si chiede da andare quella ragazzina. Si vede che gli piacciono i soldi. Questo cappello l'ho comprato dai cinesi l'altro giorno, 3 euro. Quindi, che cosa è successo? A un certo punto sono andato qua sotto, appena sono arrivato, sono andato a lavarmi le mani in bagno. Come entro in bagno? Beh, state vedendo la mia ombra qua per terra? Guardate quanto è grande, sembra quasi ciclopica. Ha più qualche cosa rivende dietro di me, una mano mi ha agganciato qua. Io ho detto sarà mia moglie, ho detto che mi sono dimenticato. Io ero già armato fino ai denti, non è che vado nei bagni degli altri senza portarmi, me l'ho portato da casa me. Quindi testimoni tutti voi che io ero tranquillo, indipendente, senza dipendere. Tu questi poi cosa fai? Li vendi? È tutto organizzato. Cioè lei li vende a Marcella Cossellu, Marcella Cossellu li vende a Daniele Cossellu, Daniele Cossellu li vende a Marco Pira, a Mario Pira, Mario Pira li vende a Peter Gabriel. Insomma, un casino. Mi manca. Facciamo da qui un applauso a zio Piero, dai, facciamolo. Ciao Vieri. Allora, no, lascialo stare a composto, se parte di partito d'azione siamo rovinati, Già abbiamo il presidente della regione. Ecco. Come sta andando la situazione, Compò? Perfetto. A posto, no? Abbiamo anche un presidente, poi c'ho il numero di telefono di Michele Paesi di Alghero, lo chiamiamo. Della regione, uno al presidente della regione. Ascolta, dammi il numero di Totoni. Allora, sono entrato in chiesa, esco dal bagno, mi libero di Franca, vado in chiesa a salutare la Madonnina del Miracolo e chi mi trovo? Chi mi trovo? Secondo voi dietro la Madonnina? Ho preso uno spavento. Mariella. Si è presentata, sembrava, ve la ricordate Marielle Ventre del sughero Isa è precisa, lanza che corru con quel pilo bianco, cioè ci sei Mariella, mi ha detto che si cambiava i vestiti o veniva. Ci ha bidonato, perché anche lei mi ha chiesto 3 CD. E poi ci sono questi giovani invece, questi li avete riconosciuti, questi sono il futuro. Pensate che questa ragazza al centro, io sono stato il primo a farla lavorare perché gli ho mandato a fare le unghie dei piedi Gigi Sanna degli Stentali. Quindi voi immaginate la soddisfazione sua con questa raspa di No, lei pensava che gli mandavo Giuliano Maruggi, una cosa facile da fare, no? No, la può mandare a Gigi Sanna, è stato 2 mesi che non truncaia Sasugias. Quindi niente, io adesso possiamo fare. Facciamo un gioco, vediamo un po'. Perché vi dico subito che ore sono adesso. Vittorelli, datemi una mano. Che 22:38. con tutti i cellulari che ci sono state tardando a darmi l'orario. 22:38. 22:38. Allora ho fatto i calcoli. 22:38, noi alle 6:20 di stamattina finiremo, perché ci sono 30 premi di lotteria da consegnare e il primo premio, io sono sicuro che non ve ne andrete, perché il primo premio sono 5.000 euro. Lo sai cosa fa? Con 5.000 euro oggi entri alla casa del Grande Fratello. Quindi ci sarà tutta questa maratona, però voglio fare un gioco, facciamo così. Mamma mi ha comprato una chitarra, avevo 8 anni e a me piaceva molto il blues, no? Il blues è facilissimo, una cosa del genere, tipo io faccio così. Proviamo a fare un gioco senza vergogna per scaldare un po' questa serata un po' uggiosa.
Allora, tutti insieme, provate senza vergogna, anche voi, lo so vedete, datemi una mano. Provate a ripetere tutti insieme. L'ho fatto avantieri a Padru, parte a cantare questa signora e non gli parte la dentiera. C'erano tutti qua, i denti intera, la dentiera ancora cantante, l'effetto memoria de Saucca. Allora, provate tutti insieme, ripetiamo insieme, anche tu composto, Ah, una cosa che dico a composto, non pubblicare niente su Facebook, che mamma è convinta che io lavoro in banca ancora, Tutti quanti, vai, ripetiamo insieme a me. Piano, piano, non spaventare. C'era un attacco lì che stava iniziando, senza vergogna, insieme. Yeah. A ridere. Babu babu beba. Ari ari ari. Fantastici. Ale 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 oh. Più difficile. Bi 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 baba. Arriba baba be, nonna bo 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 bo. Qua il blues, Alzino la mano i parenti dei nottambuli. Mia la signora Dori Ghezzi. Questa signora bionda è uguale a Dori Ghezzi. Ne hai preso di colpi da Fabrizio, Fabrizio D'Andrea, pare che vi malo voce, Fabrizio però ha scritto canzoni. Quante canzoni? Qual è la canzone più famosa di De André secondo voi? Canzone di Marinello. Tipo, ve la ricordate? Andrea si è perso, non sa tornare. Ma se io faccio, metti un'atmosfera di luci azzurre, ok, lascia queste. Grazie velocità, è l'epoca di internet, no? Abbiamo questi cellulari che sono velocissimi, poi ti danno fare una cosa e tu... Mr. B. Eccola. Allora, se io faccio... No, perché ho detto azzurre? Perché se metti azzurre io faccio Do maggiore, poi vi spiegherò una cosa, che col giro di La... Così, lascia questo. Col giro di La minore, Do, La minore, Fa, Sol, che il Cozzalone diceva in Cado dalle nubi sono state scritte metà delle canzoni del mondo. Quindi se io faccio così, cosa vi ricorda a voi? Senza vergogna, tutti insieme. Atmosfera c'è, poche parole, era il 1977 e si cantava insieme, anche perché il pubblico ti amo, 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 ti. Vi ricordate? È una farfalla che muore sbattendo le ali l'amore. Yeah! Prenditi. Oggi ritorno da lei. 1° ottobre sul coraggio io ti amo. Attenti alle dentiere, ti bloccagli il ponte, ti se viene testa vuol dire che basta. E questa ve la ricordate? Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno. Yeah! Tu sei sempre mia, anche quando vado via tu sei l'unica. Come faceva? Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. Guarda il gruppo di Meggiugori. Solde fatti ma pare in Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma
e dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che oh, sei sempre mia, anche quando vado via tu sei l'unica. E voi ve lo ricordate, l'antagonista di questo qua era: io non posso restare seduto in disparte, no, di stare a guardare questi occhi di brace, un brivido dentro e correrti incontro. Fantastico, Vitti. Ricomincia, ti amo, ricominciamo. Come si chiamano questi due bambini piccoli? No, voglio fare una cosa, perché noi che vogliamo cantare a Pappalardo Susero, come si chiama? Aspetta. Allora, fatti il video, fatti un video. Voi siete le mamme? Ah, 2 gemellini. Oh, io, Raffaella, mia moglie, 8 ne ha. 8. Dammi la mano, Piera. Se non mi credete a quello che dico, mi si secchi quello che tocco. 8 gemelli. 8 gemelli, diciamo. Piera, è una battuta, Piera mi ricorda un po' quella dolcezza che aveva una mia ex, sono stato 5 minuti con lei, Ambra Pintore. Lei, Ambra, era così, si presentava con questa delicatezza da giornalista, non aveva quel cazzo di Oriana Fallaci, no? Lei è molto dolce, l'ho conosciuta adesso, ha detto che vuole venire a vivere a Ploaghe e io accontenterò la Piera. E poi l'ho riconosciuto subito, l'avete riconosciuto questo signore qua? Molti lo stanno guardando, ma chi è, ma chi è? Ragazzi, Happy Days, ve lo ricordate? Ricky Cunningham, insieme al fratello di Checco Zalone, sono venuti qua, ehi, adesso iniziano, quindi abbiamo Pikachu, Checco, Ricky, poi abbiamo, l'avete riconosciuta, la bionda qua, come sei cambiata, cara Vanna Marchi. Allora, vado, una signora a Mannau, c'ha denaro a pago cazzata, no, a me mi la pagano però. È svenuta di là nell'angolo. Comunque ho scritto, allora ricordami i nomi, guardate che bello, questo sta andando a ruota libera, sul Vizezzorro, a capo. Lasciateli andare, lasciateli stare. Allora ho scritto, no, volevo dedicare, ecco, l'uomo delle luci, stai attento perché quando accendi quelle luci di carrozzeria mi partono le rettine di queste signore qua. Io voglio che, c'è quella signora esquimese che è una roba micidiale. Sembra la mamma di Maria De Filippi, insaccata con su tuo peso di Costanzo. Dà fastidio quella luce, no? Stati attenti, no, purtroppo abbiamo dei tecnici che hanno studiato al CEPU, quindi non sanno l'effetto della luce. Io da piccolino mi facevo illuminare dalle lucciole in campagna. Come si chiamano? Gioia e Alessandro, quindi sono gemelli ma maschio e femmina. C'è stato il papà. Su babbo sei tu, ragazzi. Cioè, due sono fatto un uovo pusicco, maschio e femmina. Porca miseria. C'è un regalo. Prepara un CD per lo so pezzino. Comunque ho scritto una canzone, ditemi se vi piace questa Nina Nanna. Io l'ho già scritta per quando nascerà mio figlio. Canta adesso però. Fa così. Ascoltate. Trovi su vicino in questa culla e oro, trovi rammentare dai noi seppellito. Mamma questa facca va può salterà in mezzo pise tue che prende oro. Due siete su mondo amore, cananato chi sei redentore, lui che è una stella al sole. Tu gioia, un giorno sarai una guerriera contro il dolore. Nina, Nina, Alessandra, trovi su vicino
sta fatta la borsa terra in mezzo bisetto che prende oro. Questo è il suo mondo, amore. Tu diventerai una cantante. Questa è tua figlia. Pensate che questa ragazza 5 anni fa, quando sono venuto a San Giorgio, gli ho messo il microfono così e mi ha crevato. Si chiama Veronica, ha una voce allucinante. Io gli farei un applauso perché Bitti non si smentisce mai a talenti. Deus de su poesia de su mundo, amore. Tananado dice Redentore, rughe de un'istella o sole, e tu è guerriera contra il suo dolore. L'ho messo vicino in questa bulleo, lo di lamentare dai noi seppellì. E ci rimettiamo qua. Adesso ho scritto anche una ninna nanna per gli adulti. La dedico a sta Schiacci. Qual è la canzone? Cioè, voi siete di Bitti, sembrano due della SIAE, io sono voi, cioè mentre il pubblico di Bitti lo vedi tranquillo, io sono... Ci avete freddo? Da dove venite voi? Perché c'è dal nord, quindi due ragazzi della Groenlandia che no, vado una cantone. Una cantone questa, come presentare questa canzone? Che prima c'è questo pezzo qua, tutti conosciamo questa canzone perché siamo nati con questa canzone. Solamente che l'altra sera, mentre la facevo, c'è stato un disguido, speriamo non succeda oggi. Sì, io faccio così. Io un giorno e non si incalza un nanetto. E se vi passende, io un giorno crescerò e mi fa bastardo. Adesso voi sapete che la canzone, io sarò un nomade, 30 anni che vivo in camper, però non pensavo a una cosa del genere. Allora, però siccome, levati le dita dalla bocca, se tua sora macchiuzzolente, gustazzolente. L'avete riconosciuto? Michael Bublé. È simpaticissimo, poi ci siamo conosciuti, ma è bello rivedere delle persone che poi ti vengono. Poco fa l'abbiamo assomigliato a Claudio Lippi da giovane e adesso è ritornato alla prova del cuoco, però ritorniamo a questa melodia bellissima, no? Quindi io un giorno crescerò e nel cielo della vita passi alla chitarra. E può essere metà. Un bel poi, dai. Poi una notte di settembre. Una notte col vento sulla pelle, Franca, era carnevale e ci stavamo mangiando le caramelle, le fruttelle, brava, la sai. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che io vagabondo
strada ancora là, il deserto mi sembrava la città. Coca-Cola! Un bimbo può essere l'età. Ultimo giro. Poi una notte di settembre. Con fuoco. Immaginate. Non è caldo come e quel bambino che io vagabondo che soldi in tasca, ma lassù. E dedichiamo questo Dio agli amici del comitato. Allora facciamo una cosa, adesso vi va di estrarre una decina di premi della lotteria? Sto girando una tele soap opera. Oh, il primo premio per i camioncini. Allora, adesso mano ai biglietti. Voi avete tutti i biglietti, signora? Anch'io ne ho comprato diversi, spero che se riesco a vincere mi libero da questa bergamasca. Non se ne vuole più. Sta sempre comprando sciarpe, guarda. Allora io ho l'elenco. Allora ragazzi, io inizio allora. Ci vuole un bambino, ci sono dei bambini qua? Ah, esatto. Gioia, vieni un attimo, Alessandro, venite un attimo. No, ma chi estrae i premi? Ah, voi direttamente, ma non sono pizzino, minorenni. Ah, è tardo, e io ho detto 6 meno 20. Allora, vabbè, voi estraete il biglietto. Sono 30 premi, iniziamo dal 30°. È un taglio barba e capelli offerto da Giannino. Giannino, grazie. Giannino che... Allora, Peppe, tu poi me lo dici a me. Allora, ripeto, un taglio barba e capelli offerto da Giannino, estraetelo oppure datemi il numero così. Ce l'avete? Ah, ok, appena lo estraete datemelo così ve lo dico. Fai un sottofondo così da tenerci compagnia. Qualcuno stia attento a composto, se muovendo un operatore di Sky. Allora. 0 quindi 08301, siamo al 4, quindi siamo, ragazzi, 2 persone offerto dalla taverna. La cena deve essere, perché prima era 6, adesso è 2, ma deve essere roba buona questa. Allora, ragazzi, qui adesso siamo il terzo premio, 500 euro. Volete farli adesso o aspettiamo un po'? Come volete voi, la gente vuole aspettare ancora 2 o 3 ore? Mi è sembrato di dire aspettiamo, il gruppo di Mesciuguri. Allora aspettiamo, nel frattempo faccio 2 canzoni, vi va? Cosa dite? Se no a mamma italiana, vi sono come te canale in bit, autolotteria. E io faccio docolai, agriturismo,
No, voglio cantarvi due canzoni. Allora, se maestro, aspetta, faccio due canzoni, facciamo i tre e poi per quanto mi riguarda, tanto io dormo a casa di Frank. Quindi, allora c'è una canzone. Tu che mestiere fai? La scuola. Vai a scuola. Allora, ti piace questa frase? Nella scuola si studia, nella vita si impara. Sì. Grazie, Madre Teresa. Mi farò le unghie da te. Allora, se fossi nato in Africa avrei avuto fame, invece giù in America avrei molto da fare. Se fossi di Baghdad come Saddam Hussein, magari oggi abiti a cantare, non ci sarei. Vi faccio sentire una canzone che ho scritto, si intitola, la dedico ai bambini, a Gioia, Nutella e Gorgonzola. Sul volume del microfono. Roberto, sulla base, così la voce, grazie. Ascolta. Se fossi nato in Africa avrei avuto fame, invece giù in America avrei molto da fare. Se fossi di Baghdad come Saddam Hussein, magari oggi abiti a cantare non ci sarei. E invece con un sentimento paleolitico nel cuore, indovinate un po' di quale tradizione. Ho camminato tanto sul sentiero universale e come Ulisse di Suargo sono sardo, sai che onore. Mi sono specializzato in canzoni di Natale. Tu scendi dalle stelle, non l'ho scritta per errore. Potrei imitare Vasco, Ramazzotti o Lucio Dalla, ma non riesco a farlo con quel bimbo della stalla. Non sono presidente e non saprei nemmeno farlo, perché io amo Zorro e soprattutto il suo cavallo. Allora mi rivolgo specialmente a chi può farlo. Facciamo un po' di silenzio, meno male, e ricomincia il ballo. Saluna in costumese, vesti il colore rosa. Vai maestro, vai, che ti piace a te quello. Avrei potuto essere al posto di Fiorello, Antonia sei impegnato come Beppe, suo fratello. Se fossi un po' più bello avrei sposato la Barale, perché lei mi ricorda la Madonna universale. Ma non vi dico adesso a cosa sto pensando, lo lascio a te il diritto di trarti un po' in inganno. Mi faccio un bel panino con Nutella e Gorgonzola. Oh, la vita è bella come una mattina d'acqua cristallina. Questa vita è bella, bella e miracolosa, bella come una mattina e una bandierina. Questa vita è bella, bella, bella. Amici di Pizzi, è questo sentimento un po' nuragico che ho dentro. L'ho dimostrato sempre col mio comportamento. Mi faccio, come dice Giovanotti, perché la vita è Pavarotti, meravigliosa. Grazie, bella. Nutella e Gorgonzola, dammi un CD. No, questo lo vendo. Te lo prometto, questo lo vendo. Andiamo a cercare uno ricco. Fammi una musica di sottofondo, l'ho già beccato. Pippo Franco. Questo è per te. 10 euro, la benzina, il ritorno a casa. Ulisse voleva tornare a casa, ma Penelope non voleva, perché non aveva capito. Ai noi se s'annende. E io se l'ho andato a Troia. A Troia. Quante incompressioni ci sono. Ecco il gruppo della Melinzano e Furru. È buona sai lecchitta e si è condita bene con agli e peverò. Ti brigi un bella canna. Signori, è con noi, l'avete riconosciuto? Mogol! Ecco, preciso!
Precisa Mogol, ne ha scritto canzoni, no? La canzone del sole, acqua azzurra, acqua raggia. Appartente, il Gabibo. Allora, noi siamo... finute, quanto non lo conosciamo? Adesso c'è la voce d'acqua, si chiama negaggio cocker. Molti ragazzi del comitato. Allora, c'è un detto in Sardegna che dice che tu goncas, che tu berria. Questa canzone no, l'ho scritta io, però l'ha lanciata Giuliano Marungio, la verità, la canta molto spesso. Che tu goncas, che tu berrittasa. Lei è d'accordo, signora? Che tu femmina, tu genta tittasa. Vedi che sono tutte d'accordo le amiche di Meggiugori? Meggiugori vuol dire in mezzo alle pietre, ti aggavina di Ploaghe, 30 anni con la carrozzella, questo è vero, e se non mi credete mi si secchi quello che tocco. Già perdi duetti. Allora, sempre la mano nella sala giochi. Io, questi ragazzi di oggi sono eccezionali, sempre dov'è quella signora di prima? No. No, questa signora. Allora, è simpatia. Allora, Do maggiore. Non abbia paura. Allora, Do maggiore. Do. Allora, Do pianoforte, guardami. Per fare il tavolo. Non ci riesco. Aspetta, c'è la voce di Maria De Filippi. Non ci riesco, ha detto. Allora, la faccio con la signora senza vergogna. Ma mi fate venire a biti. Mamma, e te che fa che sei noi? Uguale a mia mamma questa donna. Padre. Allora, per fare il tavolo Ci vuole il legno. Per fare il legno Ci vuole l'albero. per fare l'albero. Il seme. Per fare il seme. Ci vuole il frutto. E guardi a me, per fare il frutto ci vuole Fiore. vista, dai, E tu, qual è la canzone che ti ha fatto divorziare? Qual è la canzone più intensa d'amore? Se io faccio non potrò posare amore, Però non ci riesco. Padre vendila tu, falla cantare, t'assicuro. Lubrano. Lubrano abbiamo preso, il presentatore del Rai 3. Canta. Tamo forte, tamo. Ho detto io che Arisa è brava. Arisa, ti ho visto controvento di notte. Allora, invece io volevo, ne approfitto perché questa donna di Bergamo, veramente, questa è Mozeremia, si chiama Raffaella. Io quando è di spalle gli dico giraffa, Isa si gira, ma baila e mi fa, un giorno noi viviamo in camper, no? Questa è una cosa vera, se non mi credete. No, sono che negare, non sto dicendo cazzate, tranquillo, la P9, ce l'ho qui, madonna, Pizza San Alessandro si invece chiedato. Allora, un giorno, dopo 17 anni di vita in camper, si indevesa, ma non ti sembra stretto? Poi di 17 anni, se ne stava andando, la prima usavinna, parte così l'embolo, no? Si sesandende a imbara, tue, che sei buona e cara, salenuto l'intendo in buca e i sagentulu. Solo su Torrone si intende. Cioè tu fai le serate, fai la poesia, l'altra sera stavo decantando una poesia, si intende ta, turrone a manetta. Io quel signore senza capelli, con la luce sullo sguardo,
Io ti ho visto nascere a Budusò, ti ho visto nascere, amico mio. Solleva la mano se mi senti. Andano se sultano. Ma non ti rende conto che si intende solo usare tua? Allora, è un amico, ragazzi, è un amico. Comunque dedico questa canzone. No, signore, lo poteva schiacciare. Sempre con questo cellulare, WhatsApp. Allora ho scritto per lei una canzone, perché comunque se l'ha meritata. È contenuta nel mio CD, a parte gli scherzi, non siete tanti, se qualcuno di voi lo compra. Uno ne è venduto. Ai, la cosa ci annene male. Chiedelo a Composto che ne ha composto le cose. Allora, questa canzone si chiama Cantadore de Carrela. Io per scrivere questa canzone ho utilizzato questo cappello, eccolo qua, è un cappello da vagabondo, proprio da Cantadore de Carrela. Ho preso la chitarra, una sera c'era una notte di luna con le stelle, come può essere questo momento, parte la musica e ho scritto queste parole per te. Si se s'ambende ma impara, poi chi sei buona e cara. Salenuto supremo, l'intendo in bocca il salentolo, so distracco, ma sigo su cammino, sigo su cammino. Ti sei innamorata, cande solo tu in volo. Ossia potessi l'usa vita con una sola mano, ma due amati prima di Elela, in braccio saria, mi stringela come che via. Istetta la notte in bitti e cando e die, canta solo signolo. Abbraccialo e carignalo su chelo, che a sa fisarmonica tua e a vivessate. E chi verrà gioia, che ha da bennere a poi de mie, che di volta al ponne il dono so, no che a mie, che adesso sono una cantatore de Carrela. Che frade a facca frade, abbiamo passato un dolore e paghe, e pinza pitti conosita, si son debito lasciare, ma due amati prima di Elela, in braccio saria e stringela come che via. Istetta la notte quando vie, canta solo signore. Abbraccialo e carignalo su chelo, che a suo pensamento già diversa Deus. E chi verrà dopo di me, che ti possa portare gioia, non come me, che adesso solo un cantatore de Carrela. Sì, de Carrela.
abrazzalo e cariñalo su pelo, que a sus pensamientos ya vivesa e che da prendere a poi e a me che di volta al po' nel donoso no che a me che sono un povero cantatore de carrera. Sì, credo che siamo tutti poveros cantadores de carrera, tu, loro, tu, voi, noi, essi, siamo tutti poveros cantadores de carrera. Grazie. Bene, adesso mi puoi dare gli adesivi perché voglio farvi un regalo, adesso ve l'ho portato. Perché ho fatto gli adesivi? Perché tutti a casa avete una lavatrice. Io vi do questi adesivi perché sto per cantare quest'ultima canzone. Questi non costano niente, come il CD. Prego signora. Questa è una principessa che ho incontrato in India, si chiama Savitri, do anche da questa parte. Questi se non attaccano la lavatrice alla macchina. Ecco, facciamo una cosa, te ne do un po' e li distribuisci tu anche alle signore, un omaggio che vi faccio, a te niente. Tu distribuisci, no siete brave poi, e poi a questi signori. Franca, venditi anche questi. Tieni, voi questi sono adesivi, se avete dei bambini, a Franca ciupa ciupa, dagli anche questa coperta, lei si venderà anche questi. Prego signore, a voi, grazie a voi. Sì. Allora, siete italiani perché ho visto questo barcone mogol. Tanto canto dai, questo adesso la canto, la sto preparando, nel senso che Aisetta, eccola qua, l'avete riconosciuta? Elisabetta Viviani, quante canzoni ho cantato. Aspetta amore, madonna, guarda qua. A te ne do 3 e un bacio. Grazie. Grazie a te. Allora, abbassa un po' il volume e così poi estraiamo gli altri 3 biglietti. Allora, è successo così. Ero a casa, era Natale e ho sentito un'intervista alla radio di questo ragazzo irlandese che voleva dedicare la più bella canzone d'amore alla sua fidanzata. Questo cantante si chiamava Ed Sheeran. Niente, quando è finita questa intervista non riuscivo a dormire, avevo la chitarra, quella lì, vicino al comodino, un foglio e una penna, a volte le cose succedono, c'era il foglio e la penna già lì nel comodino e ho scritto questa canzone e ringrazio tutti i sardi che la stanno portando in giro nel mondo e nel cuore. Grazie, si chiama Savitri. A volte al penso si rifilmama quando mi chiesto il tracco e ti lascio sola, so pensamento lontano dai te che a divessare occhi in sasamie a Biden che lui sera sa più bella fa che valare un'istella alla lumare ancora la vita mia meravigliosa mia sposa
fresca che forza de rosa, tanta bellezza para dentro e a oh yeah, amore un pare a dire, a poso goro fritto di come mare mie, tenés a mano mia, tu sei bella e perfetta, ormai. De mendula in fiore profuma sera e tu sei su brutto e su vero amore, sa luna e calana assale nue su sole, tu e ginghesa de grazia divina, abbaida in che lui se ne la sai bella, fare una stella, meravigliosa mia sposa, fresca e forza rosa, tanta bellezza para dentro a Dio. Chiudi gli occhi e serra los ojos quizás tue e morio pare a mie, a poso goro fritto di mare mie, tenés a mano mia, cadeos soy desanima, cante bella e perfetta. Grazie a questi ragazzi, un applauso a questi ragazzi che mi hanno invitato. Grazie Vicky. E portate la nostra lingua nel mondo. E serra e mori un pari a mie, a poso un volo frittu di mare mie, tenés a mano mia, cadeo soy dentes anima, cante bella e perfetta, pizza mia, pizza tua. È nato. È un miracolo, è un miracolo, è un miracolo. Tenetevela stretta. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, la mia idea è estrarre questi 3 premi e poi la facciamo ricantare agli amici del comitato. Se siete d'accordo, preparate. C'è davanti anche Paola Turci, che anzi sembri Bianca Zei. Guardatela, questa ragazza davanti sembra Bianca Zei. Fai venire Masini, vieni qua. Allora, facciamo i primi 3 premi, va bene? Maestro, sottofondo, allegro, sei stato bravissimo. Allora, terzo premio, valore 500 euro. Qui stiamo parlando di un premio che potrebbe fare veramente comodo in questo momento, che lo vinca uno di voi e non Briatore. Allora, eccolo, anche i bambini esprimesi stanno correndo da tutti i territori. Eccoli qua, tutti arrivano felici e contenti. Avanzate, anche voi in quella casa, svegliatevi come un 10 minuti in pigiama. Il terzo 500 euro lo vince il possessore del biglietto 04531. Controllate.
niente, manco una soddisfazione. Allora ripeto, 500 euro terzo premio, possessore del biglietto 04531. Se sappiamo, non venduto. Aspetta maestro. Aspetta, lo compro io adesso. Te l'ho detto, quest'anno lo mando a Zelig. È bella, te l'ho detto, tu hai un talento devastante, sembri un furgone della Fiat, un talento. È talento però. Allora, lo dobbiamo rifare oppure no? Ah, non è stato venduto, quindi vuoi venire tu? I bambini si stanno... Terzo, dobbiamo rifare il 3. Tippa dieta, madonna. Allora, però c'è un numero fortunato, un prefisso che porta fortuna, 033. Soprattutto al mio gruppo di Meggiugori, attenzione, abbainate perché la vincita la sento da quella parte, io sto qua, voi state qua e là sta qua. Ragazza cazzata. Allora, possessore del biglietto, sempre per le 500 euro, 03369 69 finale qua, Bucci. Ah no, stava sbadigliando, scusate. Ho più un romano accende con il piacere, falso all'ape. Comunque abbiamo, lo ripeto, 03369. Allora, l'ha venduto Zucconi e lo vince Dina, giusto? Dina O? Dina O, ehi, già sono insieme, Dina O. Lui da me. Ricky. No, dai, no, se l'avete vinto dito, non c'è problema, anzi io sono felice. Allora, l'hanno vinto laggiù? No, sono fatto un'altra fetta. No, è straordinario. Allora, adesso c'è 1000 euro, il doppio. Il secondo premio sono 1000 euro, che tradotti in lire sono 2 milioni. Benito Ugu, è morto mio marito, 6 milioni il funerale, mettendo il morto noi. Allora, secondo premio, il possessore del biglietto 08046 vince 1000 euro. Non c'è nessuno. Allora, Muras Giuseppe l'ha venduto il comitato, ha vinto 1000 euro. Sei fra di noi? Muras Giuseppe, fra di voi? C'è tutti diventano signor Muras e te non si pagano, Composto sta prendendo la forma fisica di Mentana. Abbi pazienza con voi, perché pazienza esa vita. Allora, primo premio, questo io non me la sento di dirlo. Se c'è qualcuno di voi che vuole, qui lo devi dire un altro, sono 5.000 euro. Metti una canzone di Gabri Ponte, una cosa seria ci vuole qua. Gigi D'Agostino, questo è più serio. Manda D'Agostino, fallo sentire già le prime note. Abbiamo una terna di zeri, vince l'edizione 2019 della Festa del Miracolo, la lotteria organizzata dal Comitato di Grandi Lavoratori, il possessore un numero manca un numero. No, stoppa, no, ce lo dividiamo noi qui, no. Cos'è, non è estratto, ma no, riproviamo. Speriamo che lo vincano laggiù in biblioteca, perché diamo energia laggiù.
Speriamo che lui vinca. Allora, maestro, un'altra musica sempre coraggiosa. Eccolo qua, a stile Coldplay. Che confusione. Sarà. Amici di Radio Bitti, scusate questa cosa, vale su film che è Cozzalone con Caparezza. Vince! Attenzione, manca un numero, c'è un calabrone che passa per portare fortuna. Pugelo sulla Chierica. Se lo posso dire? Sul volume lo vince il possessore del biglietto 03709, 5.000 euro. 5.000 euro vinte dal possessore del biglietto 03709. Non è... Allora, sappiamo l'indirizzo, togli il cellulare che lo chiamiamo. Allora, no, sappiamo la via, scusate, abbiamo la via e su numero de domo. Stanno in Sesinara, Salvatore, lo posso dire, dammi il telefono. Mi la potevo. Salvatore Satta, via Dante 21. Come deve essere trombito, lui non so, ce li dividiamo noi, ma che non ve ne esca domani me. Ah? Allora, amico vostro, chi lo conosce? Com'è benestà? Aspetta, mettilo in viva voce, lo chiamiamo in diretta, siete d'accordo? Mettilo in viva voce e dammelo a me. E tuo padrino? Aspetta, via Dante 21, dammelo in diretta con viva voce. Abbassate le voci, lo stiamo chiamando. Facciamo tipo Teo Mammucari. Ah, mi raccomando, Rafa, prima che mi dimentico, passa a ritirare i CD che ho regalato prima. Già. Passamela. No, facciamo proprio come fanno le lotterie internazionali. Metti viva voce. Fammi sentire lo squillo. Rifai il nome. Non ti emozionare, tanto... E tu? Aspettate, lo stiamo chiamando, aspetta. Sta squillando, metti viva voce, poi me lo dai a me che lo amplifico. Milo, dammelo. È sposato, felice, com'è? Felice. Ho 83 anni, bisogna consegnarglielo subito allora. Vizzino, da un momento all'altro potrebbe... 5.000 euro, non so come te lo compri buono, Paolo. Perché non facciamo una cosa, li regaliamo a Gioia e Alessandro, 2.500 euro a testa, e se lo comprano in farina latte. C'è un pizzino può fare la latte. Ma è lui, non spaventarlo per cortesia. Digli che c'è al telefono Enzo Torto. Aspetta, che sta parlando con lui. Dalla mia che così lo ascoltiamo tutti quanti. Quel signore ha starnutito la mano per cortesia, una vicina, beccato in pieno. Signor Salvatore? Signor Salvatore è in linea? Allora, signor Salvatore, non è uno scherzo, mi chiamo Soleandro. Lei ha comprato un biglietto della lotteria della Festa del Miracolo 2019? No. Signor Salvatore è ancora in vita? Io sto per dargli una notizia. Si faccia una camomilla perché sto per dire lei ha vinto il primo premio della lotteria, signor Salvatore. È pronto a ricevere la cifra? È in bagno. Allora, signor Salvatore, lei ha vinto 5.000 euro. Sente il pubblico di Meshuggah. Alba.
Signor Salvatore, le faccio, io non la conosco, però qua c'è una sua parente che vuole incassare il premio, può? O fa la fine del bottino di Lucio Dalla? Sì, sì. Ha qualcosa da dichiarare? Come spenderà queste risorse? Signor Salvatore, abbassi la voce, ci sono i carabinieri, non possiamo esagerare. Però perché lui ha fatto, le mie risorse sono tantissime. Signor Salvatore, allora io non so come dirglielo, gliel'ho detto, le ripasso la sua parente, vi mettete d'accordo per il numero code KID. Va bene, mi ha fatto piacere conoscerla, signor Salvatore. Buona vita e se li goda questi soldi. Sembra il padre di Samara, la zombidella innognita. Ragazzi, dite carina, che bonnezza, facciamo un applauso, signor Salvatore, però. Via, sappiamo dove abiti, via Dante 21. No, straordinario. Ha sentito? Allora, io questo... Abbiamo sbagliato il signor Salvatore. No, ragazzi. Allora, abbiamo, maestro, ce l'ha la versione della discoteca di San Vitri e finiamo con questa, forse con tutti i bambini. Allora, signori, ce la facciamo, noi vi ringraziamo veramente di cuore e facciamo ancora un applauso al nostro maestro d'orchestra Giansilvio Pinna da Tebiani. Grazie a Tentanos a tutti, grazie per essere stati con noi fino a quest'ora. Vai! Cantala tu maestro, vai! Si viti mamma, quando mi chieso il franco e ti lascio sola. Un pensamento lontano da te, che a mi pensare o che mi vinta da me. Paghe malare ogni stella alla mare ancora la vita mia, meravigliosa mia sposa, fresca che posa de rosa, tanta bellezza vada dentro de te. E terra sono senza tue e mori un para mie. Oh, tu coro fritu che trovare mie. Padre, soy delle salma, canta bella e perfetta. Tremendo la fiore, profuma saera, e tu sei su frutto del suo vero amore. La luna è calana, assale nuestro sole, e in esta terra è grazia divina. Amai anche lui se vera sabio bella, paghe valare ogni stella alla lumare ancora la vita mia. Meravigliosa mia sposa, fresca che posa de rosa, la bellezza vada intro a te. A poso coro fritto che come guare mie, venesa mano mia, cadeo soy delle anima, canta è bella e perfetta. Terra sonoia finta sue e mori un para mie. A poso coro tu
Pittu che come pare mia, e nella mano mia, cadeo soi dentro salima, Didio, basta bene! Yeah, yeah. Comitato. Il comitato è desiderato qui. Bene, BCTV. Finimos la diretta, BCTV. Adios, a men sorridere, menso a Novara.